Noi il nostro dispiacere ce l'abbiamo, ce lo portiamo con noi, la giustizia ha fatto il suo corso e va bene così. È difficile dirsi soddisfatti di una sentenza, soprattutto di questo Ma tipo. per noi, Impossibile. noi, per noi abbiamo il dolore e ce lo portiamo alla tomba. Senta, signora Carla, anche questa mattina vi siete trovati davanti Filippo Turetta. Lei che cosa ha provato? Niente, niente. La Corte d'Assise di Venezia aveva appena pronunciato la sentenza dell'ergastolo per Filippo Turetta e Carla Gatto così parlava ai nostri microfoni. Era il 3 dicembre scorso e ancora una volta la nonna di Giulia Cecchettin dimostrava forza ed equilibrio. A suo modo e senza volerlo, la 76enne era diventata un simbolo della lotta ai femminicidi, sempre a fianco dei nipoti, sempre accanto soprattutto al figlio Gino, una colonna portante nei giorni angoscianti della scomparsa e del ritrovamento di Giulia, così come nei momenti convulsi di quello che è stato un processo lampo che l'ha messa davanti al killer della sua amata nipote. Era una ragazza speciale e forse non ci si aspetta che alle ragazze speciali accadano queste cose. Lei era molto buona, molto sensibile, molto ben disposta verso gli altri e questo è bene, no? Questo è bene, però il bene molte volte non paga, questo è vero. A Giulia, nonna Carla, pittrice appassionata di scrittura, aveva dedicato anche un libro, Storia di una ragazza che fugge alla violenza, e iniziato a scrivere prima del dramma che ne aveva sconvolto l'esistenza. E a chi giudicava il suo dolore, lei rispondeva così. Noi il dolore ce l'abbiamo dentro, anche se in apparenza non lo diamo a vedere. Ed è tanto, tanto, tanto. La nostra sofferenza la mascheriamo magari perché bisogna vivere, ma per il resto, insomma, cioè come. Originaria di San Martino di Venezia, Carla Gatto viveva a Beverare, in provincia di Rovigo. Il malore giovedì 13 e il trasporto d'urgenza a Verona. Forza mamma, non mollare, aveva scritto Gino sui social, postando il testo della canzone di Simone Cristicchi, Quando sarai piccola. Poi il precipitare degli eventi e la morte. Sei in buona compagnia, salutami Monica, Giulia e papà. Ciao mamma, lo struggente addio sempre di Gino, quel figlio che Carla diceva le somigliasse nel profondo. Ci assomigliamo un pochino, abbiamo un po' lo stesso carattere e voglio dare anche la forza, quella che ho io, quel po' di forza che ho io, bisogna dare anche a lui, perché poverino veramente è stato macinato da questa vita, scusate dell'epiteto che non è quello giusto, ma è stato veramente trattato male dalla vita, ecco.